Eder. Mech. Pallister. Una delle particolarità del caso Resinovic è che tante persone che lo seguono hanno opinioni diametralmente diverse e in questo caso allora proponiamo una di queste opinioni diametralmente diverse. Tutto ciò che segue è una ricostruzione possibile, da leggere al condizionale e da sottoporre a riscontri forensi e documentali. Si ipotizza che nel tempo, attorno a Liliana e al marito, si fosse formata una rete informale di conoscenze nel mondo dei prestiti extrabancari fino al confine dell'usura. Non necessariamente come prestatori, ma come persone che conoscono qualcuno a cui rivolgersi, con piccoli riconoscimenti in contanti, quando l'introduzione andava a buon fine. In questo scenario, la disponibilità a segnalare contatti avrebbe fruttato compensi non tracciati, alimentando la percezione, tutta da dimostrare, che in casa potessero girare più contanti del dichiarato. La trama, secondo questa lettura, era nota nell'ambiente domestico e amicale. Chi frequentava Liliana e suo marito avrebbe potuto intuire o sospettare che esistesse un canale veloce per chi avesse bisogno di liquidità, accettando interessi più alti di quelli bancari. In parallelo sarebbe emersa una suggestione mai provata su presunti codici dietro un quadro, racconto che avrebbe avuto l'effetto di spingere l'attenzione verso l'esistenza di conti o riserve, con il rischio di deviare le energie investigative. In questo contesto, un conoscente stretto di Liliana, indicato pubblicamente come Claudio, non sarebbe stato legato a una storia sentimentale, ma avrebbe fatto leva sulla capacità di Liliana di aprire porte nel circuito dei prestiti. E le cantinole o altri spazi appartati sarebbero entrati nella narrazione come luoghi pratici di consegna, firme, cambiali o scritture private. Il punto di flesso arriverebbe durante e dopo il Covid. Molte persone non avrebbero mantenuto le scadenze e proprio un nominativo segnalato da Claudio, sempre secondo questa ipotesi, avrebbe saltato i pagamenti, mettendo in difficoltà Liliana. I messaggi tra Liliana e Claudio, poi cancellati, avrebbero usato piccoli codici, 3 in 1 11. Sarebbe stato interpretato come 3 di novembre qua prima scadenza. La prima scadenza andrebbe dunque ai primi di novembre, la seconda sarebbe saltata il 3 di dicembre. Nelle ore che precedono il giorno in cui Liliana scompare, una telefonata di circa 16 minuti, il 13 dicembre, costituirebbe il punto centrale. Lì Liliana avrebbe confermato un appuntamento per la mattina del 14 con persone a cui avanzava denaro, specificando che la somma portata non copriva l'intero dovuto e che il raccoglitore, Claudio, era arrivato solo a una cifra inferiore. Secondo la stessa lettura, il marito avrebbe saputo del contesto e la sosta della sera precedente presso la Galleria Rusconi verrebbe riletta come tentativo last minute di recuperare una parte del contante mancante. La mattina del 14 il copione ipotizzato è quello degli incontri senza tracce. Con chi frequenta ambienti criminali è prassi evitare telefoni, orologi smart e tutto ciò che possa localizzare o registrare. Si preferisce uscire senza oro o oggetti vistosi che possano invogliare a sottrarli. Si usa una borsa non di tutti i giorni per trasportare contanti, suddivisi in modo poco riconoscibile. Liliana, sempre in questo racconto, avrebbe scelto una borsa diversa, con le chiavi originali all'interno. Mentre in tasca avrebbe tenuto e poi dimenticato un mazzo di scorta usato poco prima. Il denaro sarebbe stato preparato in 2 sacchetti da supermercato, uno più trasparente e dentro uno più opaco, legati con lo spago di casa, dove lo spago non mancava. Uscita di casa avrebbe portato la spazzatura all'angolo tra via Guardiella e via San Cilino, quindi si sarebbe incamminata lungo via San Cilino verso piazzale Gioberti, accompagnando il passo con quel gesto nervoso della mano sinistra che entra in borsa per controllare che ci sia tutto. In piazzale Gioberti l'avrebbe attesa Claudio. Salita in auto, la direzione sarebbe stata viale Raffaello Sanzio, poi viale del Cacciatore e infine piazzale Alfredo Rampi. Prima di arrivare in piazzale, una sosta in una piazzola lungo viale del Cacciatore. Alcuni testimoni avrebbero riferito un alterco tra 2 persone anziane. La destinazione finale, piazzale Alfredo Rampi, offre spazio e visibilità. Qui, a distanza, Liliana sarebbe scesa dall'auto di Claudio per salire su un'altra vettura, riconducibile al gruppo dei creditori. È qui che la trattativa, secondo la ricostruzione, degenera. La somma parziale non viene accettata. Vola uno schiaffo di rovescio. Liliana tenta di aprire e scendere per chiamare aiuto.
Dal sedile posteriore un secondo uomo la blocca per evitare urla e prova a tirarla dentro. Nella concitazione, graffi e urti potrebbero essere compatibili anche con i rimbalzi contro la portiera. Liliana, con il respiro corto e una crisi improvvisa, perderebbe i sensi. A questo punto, vedendo sangue e temendo di sporcare l'auto, uno dei presenti prenderebbe i 2 sacchetti e li calerebbe sopra la testa di Liliana per non fare danni nell'abitacolo. Il cordino sarebbe stato stretto in un secondo momento, quando si decide di spostarla. Servirebbe a non far scivolare i sacchetti durante il trasporto. Claudio, rimasto a distanza, si avvicinerebbe per capire cosa sia successo. Riceverebbe intimidazioni nette, silenzio assoluto, pena ritorsioni anche sui familiari. Gli altri ripartono con Liliana in auto, con la convinzione che Liliana debba sparire, perché una scomparsa senza corpo disperde gli investigatori su 1000 piste. Il passo successivo, nell'ottica di chi teme per sé, diventa la comunicazione pubblica. Prima che gli inquirenti colleghino i puntini giusti, l'unica strategia di sopravvivenza, sempre stando alla ricostruzione, sarebbe quella di esporsi con una storia alternativa che catturi l'attenzione e bruci le piste economiche. Una narrativa sentimentale, in cui ogni deviazione venga ricondotta con testardaggine verso la colpevolezza del marito. Così, quando l'attenzione scivola su elementi non allineati, si ribadisce la cornice emotiva, e accade anche di dire che Liliana doveva andare alla Wind, salvo dimenticare che nei pressi del negozio c'era già stato qualcun altro trafelato poco prima, circostanza riferita in cronaca da chi affermava di lavorare nel punto vendita. In pubblico ricorre anche una formula ambigua: non l'ha ammazzata lui personalmente, che se presa alla lettera sembra alludere a una distinzione tra chi è causa e chi è autore materiale, ma che, come tutte le frasi riportate in contesti mediatici, va trattata con pinze doppie. Il corpo, in una vicenda del genere, non può restare in movimento a lungo. L'ipotesi è che sia stato tenuto al fresco per un periodo che qui non si definisce, da qualche parte sul Carso, ambiente che offre luoghi riparati, temperature più stabili e in talune filiere artigianali come l'apicoltura, spazi e strutture che potrebbero essere fraintesi o sfruttati. È un punto che esige conferme medico-legali, tanatologia, entomologia forense, microtracce, non inferenze. La riapparizione del corpo, poi, sposterebbe la vicenda dalla scomparsa senza cadavere a un terreno più gestibile. Tutti ricordano l'interpretazione popolare per cui il ritrovamento servirebbe al tema pensionistico. Questa ricostruzione alternativa ritiene invece che la riemersione abbia bloccato una ricerca che, se priva di un corpo, avrebbe potuto scoperchiare i canali del denaro. In parallelo, alcune segnalazioni dei giorni precedenti su un uomo con coppola e barba incolta verrebbero lette come tentativi maldestri di depistaggio. Nel periodo natalizio le barbe finte sono ovunque, e il dettaglio, visto in TV, di una botola domestica con personaggi natalizi barbuti alimenta l'idea che sia stato facile procurarsi un travestimento compatibile con l'immaginario e con i pregiudizi già circolanti. Tutta la sequenza regge solo se torna alla timeline oggettiva. Ecco perché i passaggi chiave da verificare sarebbero 4. Celle, telecamere, percorsi. Via San Cilino, piazzale Gioberti, viale del Cacciatore, piazzale Alfredo Rampi. Con focus sulla sosta e sul presunto diverbio tra anziani. Uso-assenza di dispositivi quella mattina. Telemetria domestica, reti wifi, bluetooth d'auto, app salute, tracce di geolocalizzazione. La regola no telefoni è tipica degli ambienti criminali, ma va accertata caso per caso. Confronto merceologico su sacchetti e spago. Provenienza, formato, fornitura compatibile con casa e negozi frequentati. Testimonianze fredde, cioè non contaminate dalla cassa di risonanza mediatica, su orari, voci, mezzi, targa o parti di targa. Senza questi riscontri restano suggestioni. Inserita questa linea narrativa, serve la cornice criminologica che la rende plausibile senza trasformarla in verità. In Italia l'usura articolo 644 CP e l'estorsione articolo 129 CP sono reati distinti, ma nella prassi spesso si saldano. I toni accomodanti dell'inizio lasciano spazio a minacce e violenza quando le scadenze saltano. Le denunce sono fisiologicamente poche. Vergogna, paura, ruolo attivo della vittima nell'aver cercato il prestito, difficoltà di prova. Dopo la pandemia, in molte filiere produttive, la crisi di liquidità ha aperto finestre d'ingresso al credito illegale. Nel nord-est, e in Friuli Venezia Giulia in particolare,
L'attenzione istituzionale è alta, perché la regione è crocevia economico e logistico, ma proprio per questo appetibile a gruppi che riciclano proventi illeciti. Il modus tipico dei giri usurari spiega bene alcuni dettagli evocati da questa ricostruzione: appuntamenti con consegne parziali, linguaggio in codice nelle chat, cancellazioni, raccomandazione di presentarsi puliti, senza oro, senza telefono, buste di contanti preparate in sacchetti annodati, punti di incontro periferici con campo visivo ampio e rapida via di fuga. Tutto questo però resta cornice, non prova. Per trasformare un racconto in fatto servono documenti bancari, carteggi, cambiali, assegni, bonifici, prelievi, oltre a log tecnici e video. Resta poi la dimensione comunicativa. Una volta accaduto l'irreparabile, la costruzione di una narrativa di facciata diventa una tentazione comprensibile per chiunque tema ritorsioni. In questa chiave va letta la tenacia con cui alcuni soggetti nel tempo hanno spostato l'attenzione su una pista sentimentale. È una pista che si racconta da sola, facilmente memetica, molto più potente per il pubblico di una più grigia storia di scadenze saltate. Ma un racconto che si regge solo su contraddizioni verbali non è probante. Le frasi vanno riancorate a spostamenti, oggetti, scontrini, immagini, celle e orari. In controluce, infine, un ultimo tassello. Se davvero per qualche periodo il corpo fosse stato mantenuto in un luogo fresco del Carso, la scienza forense dovrebbe poterne cogliere l'eco. Pattern tanatologici compatibili, microtracce ambientali, eventuali residui riconducibili a contesti agricoli o apistici. Allo stesso modo, se davvero qualcuno avesse messo in scena un profilo con coppola e barba, la catena degli acquisti e la natura dei peli lasciati sugli indumenti o nell'abitacolo potrebbe distinguere tra cheratina umana e fibra sintetica da travestimento. È questo tipo di riscontro che separa un'ipotesi ben congegnata da un fatto. Riassumendo senza sconti, la ricostruzione qui riportata mette in fila tutti i tasselli, scadenze in codice come 311 per la prima scadenza di novembre, seconda scadenza del 3 dicembre saltata, telefonata di 16 minuti del 13 dicembre con appuntamento la mattina successiva e consegna parziale. Sosta serale alla Galleria Rusconi per racimolare contante. Uscita all'alba con borsa non abituale, 2 sacchetti, uno più trasparente dentro uno più opaco, legati con spago, chiavi originali in borsa e mazzo di scorta in tasca. Percorso via Guardiella, via San Cilino, piazzale Gioberti, quindi viale del Cacciatore con sosta e diverbio tra anziani, arrivo in piazzale Alfredo Rampi, passaggio su seconda vettura, lite, tentativo di fuga, blocco alla portiera, malore. Sacchetti calati sulla testa per non sporcare, cordino aggiunto dopo. Minacce anche ai familiari e al testimone più vicino. Successivo tentativo di deviare le piste sulla sfera sentimentale. Segnalazioni del barbuto con coppola, forse alimentate da travestimenti natalizi e dal facile reperimento di barbe finte. Ipotesi di conservazione temporanea dell'esito sul Carso in contesti freschi e li connette a dinamiche tipiche di usura e estorsione, senza accusare nessuno. È un mosaico coerente, ma rimane un mosaico. Ogni tessera va provata con ciò che non mente: documenti, log, video, tracciati, laboratori. Solo lì finisce il condizionale e comincia la verità giudiziaria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.